Una bozza di emendamento sotto forma di osservazioni in merito alla questione della gestione dei costi del Mose dopo la discussione in Senato per la conversione in legge del decreto sblocca cantieri. È stata inviata congiuntamente dal governatore veneto Zaia e dal sindaco di Venezia Brugnaro al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nella lettera sono indicate in particolare alcune fondamentali modifiche. Le più rilevanti riguardano la struttura commissariale, che i due amministratori accolgono prevedendo anche loro la nomina di un commissario straordinario e le modalità di gestione dei costi. Questi, secondo il testo del governatore e del sindaco, vengono indicati con oneri integralmente a carico del bilancio dello Stato. Zaia e Brugnaro indicano anche che la struttura pubblica che opererà dovrà essere esclusivamente costituita dai Ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni e Attività Culturali, delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Si legge inoltre che pur nello spirito di massima e leale collaborazione, Regione e Comune, partendo dall'indiscutibile presupposto che trattasi di opera nazionale, introducono chiare disposizioni a tutela del proprio patrimonio e a definizione dei rapporti tra i soggetti che attualmente operano nella stessa materia. In mattinata ai nostri microfoni il presidente Zaia aveva evidenziato anche un altro importante aspetto. Ma guardi, si metta nei miei panni, in quello di 5 milioni di veneti, che vedono un emendamento che dice che la Regione deve mettere ogni anno 15 milioni di euro e per di più ci sarà una tassa per il Mose. E dall'altro dico, ma io non, scusa, siamo quelli dell'autonomia noi, cosa c'entra sta roba? Siamo agli antipodi, ci diano l'autonomia velocemente, poi parliamo anche di Mose.